Concittadine e concittadini del nostro Friuli Venezia Giulia, in occasione di queste imminenti elezioni regionali, tra i tanti nomi che compariranno alla ribalta della politica, probabilmente non troverete in prima persona questo piccolo nuovo Fogolar Politik, emanazione del trentennale movimento civista friulano del Fogolar Civic. Non ci troverete forse direttamente, ma ci saremo. Saremo l'ombra di una coscienza popolare antica eppure modernissima. Saremo il presidio di un'esperienza storica che dà profondità e peculiarità vere a un'identità friulana rivolta al futuro, anche grazie a un passato di qualità che le fa da pungolo. Le nostre idee, testimoniate per lunghi decenni in campo neutro, spesso travisate, sovente obliate dai potentati che a vario titolo gestiscono la vita sociale e istituzionale di questa nostra terra, saranno una sfida al confronto, una sfida al dialogo con le forze politiche direttamente in campo. Ci misureremo dunque sulle idee e in base alle idee decideremo chi appoggiare. Quali sono allora le nostre idee per questo Friuli Venezia Giulia? Ebbene, in 60 anni di regione mai siamo stati capaci davvero di dividerci e mai siamo stati capaci davvero di unirci. Siamo solo stati capaci di distinguerci, di sottolineare le differenze, ma senza coordinarle. E infatti oggi noi non siamo una comunità, ma soltanto un crogiolo di differenze. Un colpo di spugna ci spazzerebbe senza difficoltà dalla scena della storia. Dobbiamo quindi reinventarci popolo, culturalmente reinventarci popolo, un popolo non figlio di un incidente storico, di una realtà completamente strampalata, bensì dell'ennesima e forse non migliore riedizione di una marca friulana al confine nord-orientale d'Italia. Questo è un po' il Friuli Venezia Giulia. In questo crogiolo di differenze va rifondata quindi una comunità che va rifondata sulla condivisione delle differenze stesse, non sulla loro ghettizzazione. Bisogna trasformare un'espressione geografica amministrativa in un popolo vero, non in una cozzaglia di genti, ognuna per sé. Rifondare quindi il Friuli Venezia Giulia sulla condivisione delle sue differenze, che sono il patrimonio comune di un progetto di popolo. Se a quelle differenze vogliamo proprio dar corpo, allora decidiamolo democraticamente attraverso un referendum, un plebiscito, insomma la cosa comunque non ci entusiasma. Vorremmo un Friuli Venezia Giulia comunità culturalmente varia ma unita, e vorremmo un Friuli Venezia Giulia comunità politicamente sovrana e partecipe. E questo anche rivisitando istituti inediti di democrazia, di tribunato popolare, di cui l'esperienza ultramillenaria regionale friulana ha dato in Europa una testimonianza particolare. Pensiamo all'idea di un controconsiglio regionale degli amministrati vagliante quello degli amministratori. Qui siamo veramente ad un'agenda politica attuale dettata dalla storia. E ancora, altro aspetto, vorremmo
un Friuli Venezia Giulia comunità cuore vero della Mitteleuropa, riedizione vera di quella che è stata Madre Aquileia. Su questi 3 punti, insomma, noi pungoleremo la politica regionale. E allora, intanto, appunto, non dunque sul tema dell'unità nella diversità, ma nella condivisione delle differenze. A formare un popolo foro-giuliano, come definiva i primi regionali Paolo Diacono, il longobardo Paolo Diacono, un popolo nuovo ed antico ad un tempo, un popolo radicato e molteplice, un popolo coeso, forte, come lo vuole una modernità che travolge, scardina e divide i popoli sia piccoli che grandi. E poi non sul tema di un'autonomia, ma su quello di un'autonomia condivisa, partecipata, non delegata completamente, passivamente dai cittadini alla rappresentanza amministrativa. Noi vorremmo puntare. E il Friuli, anche qui la storia, il Friuli non è solamente la culla del primo Parlamento in Europa, ma è anche quella del primo controparlamento popolare moderno del continente. E ancora di nuovo la storia contribuisce a dettare l'agenda al presente per un avvenire di riconosciuta effettiva dignità al cittadino, che oggi non è particolarmente cosa prevalente e nemmeno molto rivendicata. Un popolo che conti in una regione che conti nel cuore dell'Europa e che sia anche nucleo di una rinnovata solidarietà o comunità internazionale sentita dal basso, sulle orme nel mito laicamente inteso, radicante, aggregante della primigenia metropoli alpino-adriatica di Aquileia. Suggestioni, quindi, ecco il terzo punto, suggestioni del passato, miti del passato che si fanno incombenza per il presente e sogno lungimirante teso al futuro. Quindi il terzo punto, veramente imprescindibile e irrinunciabile, irriducibile tra l'altro ad una neutra, amorfa collaborazione transfrontaliera che però finisce lì e non produce uno spirito di comunità internazionale come potrebbe e dovrebbe essere. Concittadine e concittadini del nostro Friuli Venezia Giulia, quindi ci rivedrete. Arrivederci, arrivederci, na svidanje, auf Wiedersehen, se vedemo.